Bellissima mattinata, 3 agosto, domenica, destinazione qua davanti. Guardate, Cristian, ragazzi, ha sacrificato se stesso per ricoprirsi lo zaino. Proprio così, cari miei, innanzitutto buongiorno. La meta di oggi appunto la vedete qua alle mie spalle, perché oggi Cristian mi ha proposto di andare a fare la 42esima marcia sul Giro delle Maghe di Caltrano, la mia prima marcia, quindi niente, state con noi, vediamo che giornata sarà. Oggi un leggero rischio temporali, vedremo se toccherà tirare fuori il guscio. Ragazzi, prima volta il Giro delle Maghe in auto, guardate che roba. Eccoci qua carissimi, allora eccoci qua perché appunto c'è anche Cristian oggi, eccolo qua davanti. Cristian illustra un po' i dati di questa marcia odierna. Teoricamente 18 km con 850 metri di dislivello. Vedremo come sarà il percorso. Esatto, Tutta vedremo una sorpresa. Sì, chissà che itinerari, che percorsi ci faranno fare, tutto un po' appunto a sorpresa. Intanto partiamo che entro le 9:30 bisognerà portare a termine l'iscrizione. Ecco qua ragazzi, arrivati al rifugio alpino, freschi e ricordi di un bel pranzo. Adesso andiamo a fare l'iscrizione. Ecco il braccialetto preso, iscrizione fatta. Ragazzi, adesso ci aspetta solo la marcia con i suoi 18 km. Eccoli partiti. Vedete, qui siamo già su una strada diversa rispetto alla consueta che girava verso destra. Guarda, Chris diceva bene che siamo arrivati al Giro del Maghe vero e proprio, già nel suo lato sud praticamente. Qua ragazzi, eccoci arrivati al punto di ristoro, il primo. Allora ragazzi, un po' di latte di mandorla, guardate il panorama qui verso la pianura, adesso la marcia prosegue, siamo arrivati a 5,25 km. Guardate che spettacolo la discesa verso Malgazunio, se ci arriveremo. Avete visto, abbiamo fatto 5,5 km ormai. Guardate che panorama pazzesco verso Sumano, piccole Dolomiti, roba incredibile oggi. Oh. Sì, Chris, 4K proprio. Come vedete, è finita questa strada che porta a Malgazunio. Adesso siamo nel tratto asfaltato.
Che spettacolo, accompagnati dalle mucche, qui dove c'è la panchina panoramica. Spettacolare. Si vede tutto oggi, assolutamente tutto. Fantastico. Guardate che bellezza ragazzi, il panorama pazzesco, comunque in strada. Oggi robe incredibili, si vede anche il riflesso della laguna all'orizzonte. Qui cari miei, la 12 e la 18 km si dividono, la 12 prosegue a sinistra, la 18 gira giù a destra verso la mia prima vera escursione, ossia la Tagliafuoco. Alle 11 spaccate, vediamo Maga Fororo là in alto. Altro piccolo punto di ristoro per i veterani delle 18 km. Comunque ovunque, che spettacolo! Allora, si inizia a gocciolare. Bellissimo anche questo squarcio in questo tratto di Giro delle Maghe che non avevo mai visto. Guardate il tempo infatti che sta provocando la pioggia. Noi avremmo stati nella macchina. Guardate Cristian ragazzi, ha sacrificato se stesso per ricoprirsi lo zaino. Bene ragazzi, in virtù di questa schiarita ripartiamo perché sennò qua non partiamo più. Guardate ancora quanta gente nonostante le avverse condizioni meteo. Si riparte a piovere. Cioè, avete visto, siamo arrivati solo a 12 km e mezzo su 18, ma noi la finiremo prima perché qui non smette di piovere. Siamo fradici. Ultimo punto di ristoro a passo della Pianeta. Ecco carissimi, siamo arrivati. Ho smesso anche di piovere da qualche minuto, anzi stava addirittura uscendo il sole, guardate che roba. 24.000 passi, ancora il 50% di energia corporea, 111 battiti. Ecco il sole proprio, sul serio? Ecco ragazzi, brevemente come detto siamo arrivati alla macchina.
non siamo arrivati proprio alla fine precisissima dell'escursione, sono le 12:59 e niente, io e Cristian qua vi salutiamo. Cristian, un parere La rifacciamo l'anno prossimo. per Col intero, sole. col sole possibilmente. Oggi è stata una bella sguazzata, sì. Abbiamo visto dei sentieri diversi del solito. Sì, infatti abbiamo fatto alcune deviazioni sia nel bosco sia fuori, prima per esempio sotto a Malga Sarona, affascinanti che non avevamo mai visto. Niente, adesso andiamo a fare un post marcia e un rifugio qua vicino e noi ci vediamo alla prossima.